I Buio Pesto sono la più grande e divertente band dialettale ligure degli ultimi 15 anni. Dal 1995 al 2010 hanno venduto più di 70.000 dischi, disco d'oro alla carriera, hanno eseguito oltre 500 concerti per un pubblico di quasi 1 milione di persone, raccogliendo 165.000 euro per beneficenza. Gli 8 album pubblicati, Belinlandia, Cosmolandia, Colombo, Paganini, Basilico, Palanche, Liguria e Pesto, si sono piazzati nei primi 8 posti della classifica di vendita in Liguria degli ultimi 15 anni e quarti assoluti della storia della musica genovese. Il gruppo è formato da Massimo Morini alla voce e alle tastiere, Davide Ageno alla chitarra, Danilo Straulino alla batteria, Nino Cancilla al basso, Federica Saba alla voce, Gianni Casella alla voce, Maurizio Borzone al violino, Massimo Bosso ai cori, il quale è anche produttore e autore dei testi. La storia dei Buio Pesto inizia nel 1983, ma nel 1995 conosce una svolta importante con la decisione di cantare in dialetto genovese. Dal 95 ad oggi hanno militato nel gruppo anche Alex Pagnucco al basso e Andrea Pagen Paglierini alla voce. A giugno esce Belinlandia, che contiene 14 brani inediti, tra i quali uno scritto da Bruno Lauzi e uno da Pucci dei Trilli, e 2 duetti con Lauzi e i Ricchi e Poveri. Poche settimane dopo il CD diventa un successo regionale. La Sony Music mette sotto contratto i Buio Pesto e ripubblica Belinlandia in tutta Italia, con l'aggiunta di 4 nuovi brani. Ad oggi questo primo album ha venduto 6.500 copie. Cominciano i concerti. Il Belinlandia Tour 95 conta 16 date. Il Mia un po' che Tour 96 ne conta 18. Nel giugno 96 la Piaggio incarica la band di comporre l'inno internazionale della Vespa, che viene pubblicato per tutti i Vespa Club del mondo. Nello stesso anno è la volta della sigla del Derby del martedì, che i Buio Pesto cantano insieme ai calciatori del Genoa e della Sampdoria, evento che si ripeterà anche nei 3 anni successivi, fino ad aprire con un concerto allo stadio di Marassi, il Derby del Cuore. Diventa tradizione l'appuntamento primaverile al Teatro Cantero di Chiavari, che si ripeterà per 4 anni, coinvolgendo in una serie di duetti Piero Parodi, Sandro Giacobbe e i New Trolls. Il Basilico Tour 97 conta 23 date. Il secondo CD, Cosmolandia, viene pubblicato nel giugno 1998, venderà in totale 3.000 copie e conta 15 brani, tra i quali 2 inediti. Cosmolandia, cantato in coppia con Franco Malerba, il primo astronauta italiano volato nello spazio per la NASA nel 92, ed E.T. in coppia con Fortunato Zanfretta, il metronotte che dal 1978 in poi ebbe molti presunti incontri con gli extraterrestri. Dopo le 11 date del Cosmolandia Tour 98, il 26 marzo 1999 i Buio Pesto volano a New York per uno storico concerto per i liguri nel mondo e per girare il video di E.T. Il 19 dicembre 1999 lo Space Shuttle Discovery decolla da Cape Canaveral portando a bordo il CD Cosmolandia, che diventa così il primo CD italiano a volare nello spazio. I Buio Pesto si recano per l'occasione alla NASA per assistere al lancio nello spazio del loro CD. Dopo aver partecipato, grazie a questa impresa, a molte trasmissioni televisive nazionali, viene pubblicato il primo libro con tutti i testi delle canzoni tradotte anche in italiano e nasce l'E.T. Tour 99, che conta 18 date, il cui successo vale il Premio Regionale Ligure, consegnato ai Buio Pesto al Teatro Carlo Felice. A giugno 2000 esce Colombo, il terzo album. Contiene 18 brani, tra cui un duetto con Sandro Giacobbe e uno con Piero Parodi. Il CD è subito un altro grande successo e il Colombo Tour 2000 conta 17 date. Colombo, ad oggi, vanta 5.000 copie vendute. Il Zeneise Tour 2001 conta 26 date, vede un pubblico di 46.000 persone e si chiude al Teatro Carlo Felice di Genova, con il tutto esaurito. In quell'occasione i Buio Pesto duettano con Francesco Baccini e Massimo Di Cataldo. L'ultimo appuntamento dell'anno è invece in piazza a Savona per il concerto di Capodanno, con 8.000 persone presenti. Dopo l'uscita in edicola di Zeneise, la prima raccolta di successi dei precedenti album che vende in un mese oltre 6.000 copie, a giugno 2002 esce Paganini, il quarto album che venderà in totale 8.000 copie. Il Paganini Tour 2002, con 49 appuntamenti, batte ogni record, raccogliendo ben 95.000 persone di pubblico. Come tradizione si chiude al Teatro Carlo Felice con il tutto esaurito e con un duetto con il rapper romano Piotta. Al concerto di Capodanno 2003 a Savona ci sono 15.000 persone. È il record di presenza ad un concerto dei Buio Pesto.
Il Belink Tour 2003 vede 40 date con un'affluenza di oltre 80.000 persone e si conclude con il grande concerto benefico allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con oltre 7.000 paganti. L'evento rappresenta il raggiungimento di 2 nuovi traguardi. Mai nessun concerto di gruppi dialettali liguri era stato realizzato in uno stadio della propria regione e nessun artista ligure aveva mai suonato allo stadio di Marassi. Questo fa entrare i Buio Pesto nella storia musicale della Liguria. A giugno 2004 esce Basilico, che contiene 20 canzoni e che in meno di 3 mesi diventa l'album che batte ogni record, con oltre 12.000 copie vendute, mantenendosi primo assoluto nella classifica di vendite in Liguria per 10 settimane consecutive. L'album contiene anche un duetto con Elio e le Storie Tese. Il Basilico Tour 2004 raccoglie 93.000 persone in 47 date e si chiude con un doppio evento benefico per il progetto Ambulanza Verde al Mazda Palace a Genova, con ospite il vincitore del 54esimo Festival di Sanremo, Marco Masini, e allo stadio Chittolina di Vado Ligure a Savona, con ospite Rocco Tanica, il tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese. L'operazione ha permesso l'acquisto e la donazione di un'automedica di soccorso per il 118 della provincia di Genova. Il 10 dicembre 2004 esce nelle sale liguri il film benefico Invasion, Alieni in Liguria, il primo film interamente italiano di fantascienza, che vede i Buio Pesto anche protagonisti, produttori, realizzatori ed autori della colonna sonora. Il film diventa subito un grande successo, con più di 15.000 spettatori nelle oltre 400 proiezioni in 18 cinema. I numeri sono molto grandi e si può parlare di piccolo colossal: 250 attori in scena, 450 collaboratori, 41.000 comparse, 4.000 ore di lavorazione, 23 ospiti d'onore. Il film viene candidato al premio David di Donatello in tutte le categorie e presentato al Festival di Berlino e al Festival di Cannes. I diritti televisivi vengono acquisiti da Canal Jimmy della piattaforma satellitare Sky, che lo trasmette in prima serata riscuotendo un altissimo indice d'ascolto. A dicembre 2004 esce il doppio DVD. Al suo interno, oltre il film, si trovano anche 2 ore di contenuti speciali, immagini inedite, dietro le quinte e tutti gli errori compiuti durante la lavorazione. Il Rumenta Tour 2005 comprende 40 concerti per un pubblico totale di 91.000 persone. Durante l'estate esce il primo DVD intitolato proprio Buio Pesto, che contiene tutti i videoclip, le immagini e le informazioni più significative sui primi 22 anni di storia musicale della band. Il tour termina ancora una volta con un evento benefico. Al Mazda Palace il pubblico è di 6.000 persone e durante il concerto il Comune di Genova consegna alla band e ai produttori il disco d'oro alla carriera per aver superato le 50.000 copie vendute. Il concerto permetterà l'acquisto e la donazione di 2 defibrillatori nella provincia di Savona ed Imperia. Pochi giorni dopo, i Buio Pesto aprono il concerto a Genova di Elio e le Storie Tese. In seguito al successo di Invasion, il canale Jimmy decide di produrre la serie televisiva intitolata Invasion, Alieni nello spazio, con i Buio Pesto questa volta protagonisti. Le riprese delle 12 puntate terminano a giugno 2006, mese in cui esce Palanche, il 6º album, che balza per 6 settimane in vetta alle classifiche di vendita in Liguria, trainato dal successo del tormentone Uballu, e che venderà in totale 8.000 copie. Il Palanche Tour 2006 conta 39 date, per un pubblico totale di 85.000 persone, e termina con il tradizionale concerto benefico al Mazda Palace, con 5.000 spettatori presenti. Per l'occasione i Buio Pesto ricevono una targa di riconoscimento dall'associazione Sandro Pertini per la canzone dedicata all'amatissimo Presidente della Repubblica. A marzo, in occasione del primo campionato del mondo di pesto al mortaio, i Buio Pesto compongono l'Inno del Pesto, che subito ottiene una risonanza nazionale. Il 1 aprile inizia su Jimmy la programmazione del telefilm Invasion, Alieni nello spazio, ottenendo ottimi ascolti. Alcune puntate partecipano ai maggiori festival televisivi nazionali. Gli spettatori del Uballu Tour 2007 sono nuovamente più di 80.000 e la chiusura del tour per la seconda volta si svolge allo stadio di Marassi, per un totale di 7.000 paganti. Durante il concerto viene girata la prima scena del nuovo film benefico, Capitan Basilico. A giugno 2008 esce Liguria, che contiene duetti con Enrico Ruggeri, Mietta e Simone Cristicchi. Il CD balza nelle prime 2 settimane al primo posto nella classifica ligure e il Liguria Tour 2008 conta ancora una volta 80.000 spettatori. Si chiude al Vaillant Palace con altri 5.000 spettatori e grazie anche a questo evento i Buio Pesto finanziano l'acquisto di un'ambulanza per la provincia della Spezia. Il 10 ottobre 2008 esce nei cinema Capitan Basilico, che ottiene ancora un grande risultato al botteghino.
Oltre ai 400 attori, ai 1000 collaboratori e alle 16.000 comparse, nel cast anche Enrico Ruggeri, Ale e Franz, Giorgio Faletti, Capitan Ventosa di Striscia la Notizia, Piotta ed Elio e le Storie Tese. Anche questo film viene candidato al premio David di Donatello e al Ciak d'Oro. La Reversa Tour 2009 vede un'affluenza di oltre 80.000 persone e termina ancora una volta al Vaillant Palace, con ospite Povia, già diretto al Festival di Sanremo da Massimo Morini. Nella primavera del 2010 vengono effettuate le riprese di Capitan Basilico 2, che vede nel cast anche Povia, Simone Cristicchi, Massimo Ranieri, Toto Cutugno, il Mago Forest, Marco Berri delle Iene, il Gabibbo e le Veline di Striscia la Notizia. Il film, legato al progetto benefico Ambulanza Verde, uscirà nelle sale nel 2011. A giugno 2010 i Buio Pesto sono protagonisti assieme a Ficarra e Picone di una scena di Femmine contro maschi, il film del regista Fausto Brizzi, che uscirà a febbraio 2011. Sempre nel 2010 esce Pesto, il nuovo doppio CD, che contiene in totale ben 32 brani, tra cui un duetto con Povia e uno con Marco Masini. Il CD conquista subito la vetta della classifica delle vendite in Liguria ed inizia il Pesto Tour.